Buonasera perché chi mi ascolta di notte, buona mattina perché chi mi ascolta la mattina e budea per chi mi ascolta del dì. E che a portare un video si sempie in bergamasco per mantenere le parole la mia nonna Elaine Maria Macari Giroto, sto nel Rio Grande do Sul, e l'hanno passato scritta in libero, in italiano, bergamasco, con la traduzione in portoghese, e con l'obiettivo di portare in le parole bergamasche, perché la generazione dopo più senso di me o anche chi è della mia età, oramai sa che poche persone che sanno parlare in bergamasco e tanti loro capiscono la mo o in quelle parole tanti capiscono mia quasi nigot e allora la mia preoccupazione è di mantenere le parole. Allora, il mio libro è stato scritto nell'anno 2022, l'anno passato, come dice, con l'obiettivo di mantenere le parole, perché da una generazione per un'altra cambia anche la maniera di pronunciare, perché mi parla di una maniera, ma se uno la impara anche, a volte la mia bude pronunciarla come so buona a me. E allora a volte la fa un po' differente. E allora se la mantengo parlato, facciamo un quai registro, e allora la più sicura che si mantenga un po' più originale perché non perso tanto oramai delle generazioni passate che mi sta fatto registro per conto di che era mia la tecnologia come il dedenke e allora notare che con la tecnologia embora mi può dire che somiglia tanti se professionale anduperala proverò a essere a portare un video tutte le settimane assura un assunto mia tecnico e neanche di pesquisa scientifica o sé. Un assunto per involvere le parole per mantenerle, parlare sopra quell'assunto e allora i seta parlano tante parole per mantenerle. E vorrei anche dare un parentesi, come si dice in portoghese. E allora, sta settimana si fa la memoria, né, allora, della settimana del deficiente. E allora io anche una parolina per tutte le persone che hanno delle socca, persone con qualche tipo di deficienza, perché mi trovo che è importante solidarietà che chiedere chi mi assiste, chi ha qualche problema, in qualche tipo di deficienza, come si dice, che si trova mia chi è meno di nessuno, e è importante come tutte le persone. E il mio punto di vista è che loro sono persone più severe che è, gli umani più se verità, perché dal mio punto di vista lui è sincero, che mia una persona più se sincera, più se innocenza, anche un scettina innocente, ma lui è sempre innocente. E lui è umano di verità e che bisogna tanta amare più se è una persona che ha una deficienza, perché lui è un grande importante per noi che si considerano che con mia una deficienza, oltre che non, i deficienze chissà se è mia e è peggio di quelle che lui ha, perché lui è persone di verità, che è, come dico prima, è sincero
E allora a volte salsa che chi che ha una persona, a volte conforme il tipo della deficienza, a volte nella mia fase anche per caso di tanti fattori. Ma io per dire siete che chi che ha l'opportunità di convivere con quelle persone lì, enriquece la sua vita, i si sfiora come persone, perché loro che le persone lì che hanno la deficienza qualche tipo insegna più cedo che noter che si considerano che una deficienza insegnano meno do che loro. E allora io do il parabene a loro e dico che mi ho un amore tan grande per loro. Ho sempre detto quante in uno nella rua o in quei bande o anche che si ascolta chi parla, oltre di radio per caso delle campagne. E allora mi dice che ma è una emozione grande, una emozione che fino adesso per parlare di loro, ma è una emozione, perché loro è persone e mia eccezionali, e è fenomenali, è persone del bu che merita tutto l'amore del mondo. E allora anche le famiglie, che le persone di seta, chi si senta e se via un messaggio di chi sente come persona importante, perché lui mia qualche persona deve andare a sua casa, è una persona più sede speciale. E allora grazie a tutti e aspetta e andrei stimana chi è.